Le amministrazioni comunali, soprattutto quelle di minore dimensione demografica, devono immaginare di mettersi assieme ai propri colleghi, sindaci, nell'organizzare i servizi, questo per ottenere efficienza ed economicità. Piccoli comuni del Veneto verso l'Unione. Per quelli con meno di 5.000 abitanti, oltre il 60% delle realtà comunali della nostra regione, scatta l'obbligo di fondere le proprie funzioni principali. Lo impone la legge, che indica come data d'avvio della nuova organizzazione il 1° gennaio 2015. Servizi scolastici, servizi sociali, la polizia locale, ma anche quelli che sono, meno conosciuti, le funzioni generali, l'organizzazione del personale, le funzioni economiche, i tributi. Insomma, una sorta di lavoro in rete per i comuni con l'obiettivo di ridurre i costi della pubblica amministrazione, fusioni che si possono concretizzare in varie forme. Le indicazioni della legge sono due: la convenzione, ovvero un accordo tra più amministrazioni locali, una formula snella, e l'unione, un vero e proprio ente che si occupa di associare i comuni nell'erogare i servizi, seguite da una terza, un po' più, se vogliamo, drastica, la fusione di comuni, ovvero di 2 o più comuni ne facciamo uno solo. Ma il Veneto è pronto ad affrontare questa svolta epocale? Lo abbiamo chiesto ad Eugenio Gonzato, sindaco di Villaga, piccolo comune del Vicentino, 2.000 abitanti, che oggi ha ospitato il convegno dell'ANCI regionale. È interesse nostro contenere i costi, è interesse nostro creare le sinergie, però dobbiamo far funzionare i comuni.